Ben ritrovati al nostro Pre-TG, lo spazio che precede il telegiornale meridiano di Tele4, e siamo in compagnia di Maurizio Giudici, presidente di Federalberghi Trieste. Ben ritrovato. Grazie, buongiorno e grazie dell'invito. Subentrato a Guerrino Lanci, adesso è lui il presidente di Federalberghi Trieste, e è un'occasione, come tante, come è giusto che sia, di fare un po' un bilancio di quello che è il turismo nella nostra città, il lavoro per i tanti albergatori, a cosa si punta anche, come migliorare, dicevamo anche prima in fuori onda, la qualità, no, del servizio per dare una garanzia sempre maggiore a triestini e turisti. Intanto che momento stiamo vivendo? Il momento è positivo già da un po' di anni, ogni anno c'è un segno positivo, un più sui numeri, anche il primo trimestre ha segnato un dato positivo, dato Istat che abbiamo ricevuto recentemente, quindi fa segnare sostanzialmente un pari al primo trimestre dell'anno passato, ma segna un aumento vertiginoso della presenza, quindi si è allungato il soggiorno. Questo è un po' frutto anche degli investimenti che la città pian piano sta facendo in termini di destagionalizzazione, perché se le persone si fermano di più, evidentemente la città riesce a catturare, dare, promuovere e offrire certi eventi che aiutano sicuramente. Quindi i dati sono positivi. Ci aspettiamo una stagione con un segno positivo, e ci è arrivata una comunicazione da Federalberghi Nazionale che ha mandato a una società di fare un'analisi sul prossimo flusso del 2 giugno. Ebbene, in Italia si muoveranno 14.900.000 persone, quindi quasi 15 milioni. Su questi 15 milioni sicuramente qualcuno verrà a visitare la nostra città, per cui ci prepariamo. Ne è un po' segnale anche quello che è stato il recente ponte di Pasqua, aprile e primo maggio, che ha fatto vedere quanto gradita è la città e che flussi la città riceve. Quindi sono numeri assolutamente positivi che fanno pensare, fanno ragionare e stimolano sicuramente tutte le istituzioni e noi albergatori in primis a interrogarci su cosa fare per migliorare la qualità, come ben rappresentava lei prima, la qualità del turismo in città, e per aumentare e massimizzare la presenza dei turisti. Quindi ci arriviamo anche fra poco, tra l'altro, turismo che è cambiato anche nel corso degli anni, sono cambiate anche i turisti che vengono da vari paesi ovviamente di tutta Europa e del mondo, e turismo anche ovviamente italiano. E una volta si diceva aspettiamo di vedere primavera-estate per il boom turistico, poi Trieste si è caratterizzata negli ultimi periodi di avere una costanza di turismo durante tutto l'anno. Chi sono i nuovi turisti? Ecco, se mi permette, parto dalla fine della sua domanda sulla costanza, perché è un dato importantissimo. La costanza vuol dire che dietro le quinte c'è un grosso lavoro di investimenti e di struttura, appunto, come le dicevo prima, per andare a destagionalizzare e a livellare il flusso turistico nell'arco di tutto l'anno. Ovviamente c'è ancora molto da fare, però lei ha centrato proprio il tema ed è dove stiamo ragionando ed è un punto focale. E la fortuna di Trieste è che accoglie un'eterogeneità di turisti. Nell'ultimo periodo, proprio sui primi dati di quest'anno, vediamo una ripresa dell'Europa dell'est asiatico, che mancava da un po' di tempo, una ripresa degli americani. Ecco, questo segmento indica un aumento del quasi 15% di arrivi, quindi è un bello stimolo. C'è un grosso, oltre ai nostri ormai amici austriaci e tedeschi, vediamo con piacere ogni anno. Loro ci sono sempre. Ci sono sempre e sono sempre ben accetti e con piacere li vediamo. C'è un'esplosione da parte della Polonia e della Bulgaria, che segnano un dato e un flusso assolutamente positivo. Quindi molto eterogeneo, e questo ovviamente è sintomatico rispetto alla stagione che si sta aprendo. Però si può sempre migliorare, bisogna sempre migliorare. Allora, dal nodo parcheggi alla viabilità, cioè come raggiungere Trieste, quindi i collegamenti,
e tutta una serie di piccoli grandi disagi che ogni tanto si presentano per i triestini stessi, che magari si fermano con la macchina sulle rive o in pieno centro città, comunque non riescono ad arrivare alle loro destinazioni perché tanti turisti vengono incanalati verso, diciamo, i soliti parcheggi, i soliti percorsi. State ragionando con tutti gli enti predisposti anche su questo piano, no? Dicevamo. Assolutamente sì, il tema parcheggi è materia proprio di questi giorni, sono fissate in settimana una serie di riunioni. Beh, intanto dividiamo un attimo il problema. Va visto un intervento a medio e lungo termine strutturato e maggiormente risolutivo, ma va affrontato anche un tema immediato, imminente sulla stagione che abbiamo. Ovviamente aver meno il Molo Quarto nella passata stagione ha creato qualche disagio, non c'è ancora quest'anno, ma ci sono tutta una serie di opportunità da cogliere per accogliere i nostri turisti in modo, sereno, evitando di incastrarli e imbottigliarli nel traffico cittadino, come abbiamo visto proprio sul ponte che dicevamo prima di Pasqua, dove molti vanno verso il Parco San Giusto, si incanalano in via del Teatro Romano e poi si incastrano creando disagi all'uno e all'altro, ovvero al residente e al turista stesso. In materia adesso, noi come Federalberghi stiamo puntando molto al nodo parcheggi, avrò un appuntamento con il Presidente di Trieste Trasporti per quanto riguarda lo spostamento dei turisti con delle navette, auspicando di trovare l'opportunità e la possibilità di attivare questo sistema, utilizzando dei parcheggi che oggi, sono sottodimensionati, sia il parcheggio Bovedo, che potrebbe essere un primo, anzi sarà sicuramente il primo parcheggio attenzionato, ma lo stesso parcheggio che oggi è in disponibilità del centro congressi. Bisogna sicuramente aumentare la capacità di comunicazione, bisogna indirizzare le persone, perché tante volte è un problema di comunicazione e non un problema di struttura, quindi si sta ragionando con l'amministrazione comunale su dei tabelloni che possono indicare all'ingresso della città quelli che sono i parcheggi liberi, onde evitare che si congestionino tutti quanti su un unico park. Questo lo vediamo anche nelle grandi città ed è un sistema che funziona, quindi noi stiamo spingendo verso quella direzione, stiamo stimolando a che questo avvenga. Nella nostra visione sarebbe opportuno, al di là degli interventi strutturali che poi l'amministrazione ha comunicato, sarebbe opportuno trovare 3 punti di parcheggio nei 3 accessi alla città, vuoi parcheggio Bovedo, vuoi magari Opicina al Quadrivio o il parcheggio della Risiera o dello stadio, in modo tale che ai 3 ingressi della città ci siano una possibilità di parcheggio fast, easy, non estremamente costoso, con dei servizi navetta che possono accompagnare i turisti in centro. Questo sicuramente agevolerebbe l'afflusso alla città e la vivibilità della città stessa, e perché no, la lancio come opportunità a un'incrementazione delle ZTL vere che oggi Trieste non ha, o magari anche per assurdo una maggior pedonalizzazione che ben fa a tutto il sistema turistico. Ma sono andato sicuramente oltre. No, poi sono delle rivoluzioni che mi hanno raccontato i miei colleghi. Io all'epoca non lavoravo ancora a Tele4, che quando fu pedonalizzata via San Nicolò, ad esempio, esatto, all'inizio grandi proteste, certo, perché ovviamente il cambiamento comunque genera gioco forza sempre dei iniziali magari malumori, però poi di fatto i commercianti ne hanno beneficiato, no? E non solo i commercianti, cioè nel senso che i commercianti penso che siano, vicini ai turisti tanto quanto lo siamo noi albergatori, perché ovviamente c'è una stretta correlazione, come poi la ristorazione. E sicuramente il turismo e la pedonalizzazione generano un effetto indotto che paga la città. Quindi se ben organizzato nei tempi e nei modi, sicuramente tutto il sistema Trieste ha da guadagnarne. Oltre a ridurre lo smog, tra l'altro. Ovviamente dopo tutti gli effetti, chiaro. Quello che stiamo cercando di fare è ragionare con tutti gli stakeholder che a vario titolo insistono sul sistema turistico, perché il sistema turistico non lo fa solo l'albergo o l'albergo, lo fa un sistema, quindi i ristoranti, Confipe, le agenzie viaggi sull'incoming, i trasporti, il centro congressi. Ecco, per esempio, centro congressi è notizia di poche ore fa che l'ICA
l'ha individuato come tra le prime 10 mete congressuali italiane ed è un risultato veramente importante. Il MAIS, il congressuale, è un segmento su cui spinge, il centro congressi evidentemente sta lavorando molto bene, è arrivato entro il 150° posto a livello mondiale e quindi fa ben sperare. Ed è il giusto peso e equilibrio anche nel processo di destagionalizzazione della città, perché se si riescono a portare i convegni durante la cosiddetta bassa stagione, che inizia un po' a novembre, al netto del picco di Capodanno e Natale, poi scende e ci accompagna fino a Pasqua. Ecco che un centro congressi così performante porta dei turisti business e congressuali in città che aumentano quello che diceva lei, il livellamento del flusso turistico. Quindi è molto positivo. È un momento buono, ma si può e si deve lavorare per migliorare sempre, perché prima a volte si parla anche di overtourism, ma in realtà lei mi diceva va gestito. Esatto. Cioè Trieste non è Rimini, non è Riccione, non può assorbire masse indiscriminate di turisti, ovviamente aumentando la qualità della città e della destinazione, che è quello a cui tutti quanti puntiamo, la conseguenza è che vai a targetizzare e quindi hai un flusso di turismo gestibile per la città. Cosa può reggere Trieste? 2 milioni l'anno? 3 milioni l'anno? Si può puntare ancora più in alto? Bisogna stare su questi standard? Come, insomma... Ma, insomma, abbiamo visto che ogni anno l'asticella si alza e quindi perché no? Ci adeguiamo, non mettiamo limiti. Certo che c'è, come dice lei, da fare un grandissimo lavoro in continuità per massimizzare e strutturare il flusso turistico. Certo che oggi, uso le parole dell'assessore Rossi, abbiamo lavorato, che le dice ovviamente in modo scherzoso e così le ripropongo, abbiamo lavorato artigianalmente, adesso bisogna lavorare in termini industriali. Questo vuol dire che dobbiamo strutturare e massimizzare il grande lavoro che è stato fatto fino adesso in termini più strutturali e professionali, in modo da tenere, perché il problema è anche questo: se non diamo servizi e se non manteniamo una qualità delle prestazioni rischiamo anche di perdere il turismo. E tra l'altro ci si mette anche il problema del mercato internazionale. L'altra stagione l'aumento dei prezzi della Croazia ha limitato il flusso d'accesso alla città, perché noi eravamo sempre conosciuti come una città di passaggio. Quindi è vero che è venuto meno Schengen, quindi i confini aperti, questo doveva generare un grande flusso, hanno aumentato alti in modo eccessivo i prezzi nella Croazia, l'Albania è scesa, voli costano poco e tante persone sono andate in Albania e noi abbiamo sentito il colpo. Quindi, stavo per dire, 1 o 2 anni fa si è scoperta l'Albania. Bravo, no? Però ha avuto un effetto sulla città. Allora, se noi lavoriamo sulla struttura, lavoriamo sulla qualità dei servizi che la città può offrire, aumentiamo la qualità della destinazione e la mettiamo a riparo da situazioni esogene nelle volontà della città. Quindi sicuramente c'è un bel lavoro da fare. In conclusione possiamo dire che comunque sotto gli albergatori sono contenti del momento che si sta vivendo. Continuano anche gli investimenti, quindi penso proprio di sì. No, sono sicuramente contenti e stanno veramente investendo tempo e risorse con la pubblica amministrazione per portare il loro contributo alla valorizzazione della città e della destinazione, sia perché ci tengono personalmente, sia perché aumenta il guadagno delle stesse imprese e il valore economico e di qualità di tutta quanta la città sicuramente. Grazie per averci aiutato a fare un punto della situazione sulla questione turismo e non solo, naturalmente buon lavoro. Grazie a voi dell'invito. Grazie a Maurizio Giudici, Presidente Federalberghi Trieste, grazie a voi per aver seguito questo approfondimento, ma fra poco, dopo la pubblicità, c'è il notiziario meridiano di Tele4, state con noi.
Buon pomeriggio e ben ritrovati a una nuova edizione del telegiornale meridiano di Tele4. Ai microfoni della nostra emittente il marito di Liliana Resinovic, Sebastiano Visintin, risponde alle parole di Claudio Sterpin, secondo il quale Sebastiano non avrebbe ucciso la moglie ma saprebbe cosa è successo. Sentiamo. Allora io ho dichiarato esattamente che potrebbe non essere Sebastiano l'assassino materiale di Liliana, ma altresì ho dichiarato, e questo lo confermo, che lui, secondo me, potrebbe sapere tutto quello che è successo. Sterpin dice che tu sai tutto. Ma guarda, ti dico, a queste cose non voglio rispondere perché ormai sono state dette talmente tante cose che, diciamo, ormai adesso la parola ce l'hanno i miei avvocati. Anche sulle parole di Claudio Sterpin, Sebastiano Visintin preferisce rimandare ai propri avvocati ogni eventuale commento. Di cose in questi anni se ne sono dette e stradette, ma contrariamente a quanto formulato nella richiesta di incidente probatorio dal pubblico ministero Ilaria Iozzi, Claudio, storico amico di Liliana Resinovic, non crede che sia stato Visintin, unico indagato per omicidio, a uccidere la moglie. Non un silenzio totale quello di Sebastiano, però, che dopo qualche altra domanda si sbottona. Non che ce l'abbia con lui, per carità, ognuno è libero di dire quello che vuole, però sono pensieri suoi, cioè anche lui certe cose le ha dette una volta, dopo ha detto altre cose, che Sebastiano e Liliana non hanno mai litigato, questo qua, dopo... Atteso questa settimana lo scioglimento della riserva di incidente probatorio formulata dai legali di Sebastiano, Alice e Paolo Bevilacqua, incentrata su analisi scientifiche per l'acquisizione di prove, atteso altresì l'accoglimento della richiesta di incidente probatorio già depositata dal pubblico ministero per acquisire la testimonianza proprio di Claudio Sterpin, richiesta che però ha trovato l'opposizione dei legali di Visintin. Intanto le indagini proseguono. Fra i tanti oggetti sequestrati a Sebastiano, centinaia di coltelli. Sequestro che il marito di Liliana commenta così. Queste sono cose a cui le domande me le faccio ma non riesco a darmi delle risposte. Tutti cerchiamo la verità, tutti cerchiamo di avere delle risposte. Adesso, oggi sono qua perché siete venuti, perché mi sembra indecoroso non rispondervi. È giusto che voi fate il vostro lavoro, che io quello che posso dire ve l'ho detto. Blitz della Guardia di Finanza in una ditta di self-storage a Trieste, sequestrati 480.000 pacchetti di sigarette contraffatti, avrebbero fruttato 2,5 milioni di euro. Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Trieste. I militari hanno rintracciato 480.000 pacchetti per il confezionamento di sigarette contraffatti recanti un noto marchio. Il blitz è avvenuto in una ditta di servizi self-storage consistente nella messa a disposizione di uno spazio chiuso. Lì c'erano 4 bancali che a un primo riscontro apparivano anonimi. Da un approfondito controllo però è emerso che contenevano 120.000 pacchetti di imballaggio per sigarette ciascuno. In particolare gli imballaggi, con indicazioni in lingua inglese, avrebbero consentito il confezionamento di circa 10 tonnellate di sigarette per essere commercializzate in contrabbando anche al di fuori degli standard comunitari di sicurezza del prodotto, con un profitto di circa 2,5 milioni di euro. Il materiale è stato sequestrato e la persona affittuaria del box, di nazionalità moldava, è stata denunciata. Attualmente sono in corso le indagini dirette dalla Procura di Verona per individuare la fabbrica clandestina destinataria e la ricostruzione dell'intera filiera, nonché identificare tutti i componenti del sodalizio criminoso. Incidente stradale a mezzogiorno in corso Saba a Trieste, uno scooterista di 67 anni è stato investito da un'auto ed è stato sbalzato sull'asfalto. L'uomo ha subito traumi multipli in diverse parti del corpo. Sul posto, oltre a un'ambulanza del 118, anche la polizia locale con 2 pattuglie e i vigili del fuoco. Il ferito è stato trasferito all'ospedale di Captinara per accertamenti. Il traffico ha subito pesanti ripercussioni con lunghe code che hanno interessato anche Piazza Goldoni e Corso Italia. Vediamo se riusciamo già a collegarci con la sala operativa della Polizia Locale di Trieste con l'ispettore Roberto Leonardi con noi al telefono, che saluto e ringrazio. Buongiorno.
Salve, buongiorno a voi. Sì, come ha detto lei nel servizio precedente c'è stato un incidente, ovviamente a quello rincorso Saba, seppur cercando di limitare il traffico, crea tutta una congestione verso il basso, però adesso abbiamo risolto. La mattina i miei colleghi smontanti mi hanno detto non è stata proprio tranquilla perché avevamo molte cose in piedi da fare. Adesso sono un po' calmato, per il pomeriggio nulla di particolare se non il corteo che indicativamente muoverà alle ore 18, corteo per Gaza e pace in Israele. Il percorso va da Piazza Sant'Antonio Nuovo, via Paganini, via delle Torri, via Reti, via Carducci, Piazza del Mazia, via Ghega, via Roma, Piazza della Borsa, Piazza Unità d'Italia e in arrivo in Piazza Verdi. Ovviamente il nostro personale presente sul posto in quantità, e per il resto nella giornata di oggi spero proprio di non aver null'altro da aggiungere. Grazie ispettore, un saluto e buona giornata e buon lavoro, grazie. Il sindaco di Piazza avvierà un dialogo con la soprintendenza per sbloccare lo stallo dello scavo di San Giusto che sta tenendo ferma la riqualificazione del colle. Sarà occasione utile anche per parlare del rifacimento di Piazza Unità. Domani credo che mi troverò con la sovrintendente e gli dirò cosa pensano di fare di quello scavo, robe da pazzi. Il riferimento è lo scavo di San Giusto accanto al Melon, un cantiere che ha svelato tracce di una necropoli del VI secolo e che ha spinto la soprintendenza ad allargare il campo d'indagine alla scoperta di nuovi reperti. Attività che però sta tenendo ferma la riqualificazione di tutta l'area del Colle di San Giusto, avviata dalla giunta comunale con l'assessore al territorio Michele Babuder. Un progetto che ha coinvolto studenti, urbanisti, ma anche i chioschi attraverso un'interlocuzione con loro, utile a definire come distribuire gli spazi che hanno già visto una prima operazione di rialberatura. Il comune ora spinge per sbloccare la situazione proprio con la soprintendenza, la stessa che di Piazza vuole portare in Piazza Unità per un sopralluogo finalizzato a gettare le basi per la sua futura riqualificazione. Allora anticipo, li porto a fare un giro, gli faccio vedere la situazione drammatica e dopo dobbiamo lavorare insieme. A giugno con la variazione metterò 5 milioni e cominciamo a pensare di rifare questa benedetta piazza. Le pietre sono completamente sbagliate, si sono sfaldate, basta che ti giri e le vedi. E a questo punto non metto più neanche quelle canalette perché passa un camion sopra e le rompe. Cercheremo di mettere le canalette in ghisa, che le ho già messe un paio per far vedere alla sovrintendenza da davanti alla regione. E dopo naturalmente bisogna rifare completamente, ma basta togliere le pietre. Al momento non è facile perché basta vedere Sant'Antonio, stiamo diventando matti, però le pietre delle cave di Macor di Rabuiese valgono molto di più di queste che sono rumene, non so dove sono andati a comprare queste pietre. Procedono i lavori per la costruzione degli asili provvisori prefabbricati davanti a Villa Giconsta che ospiteranno i bimbi dei nidi La Nuvola e Semi di Mela. Il punto sul cantiere. Siamo a Passeggio Sant'Andrea, Villa Giconsta, davanti al quale è in costruzione già da febbraio quella che sarà la scuola provvisoria che ospiterà circa un'ottantina di bambini tra i 3 e i 36 mesi, oltre a più o meno una ventina di unità del personale scolastico. La sistemazione provvisoria per permettere ai nidi d'infanzia Semi di Mela e La Nuvola di via Paolo Veronesi di essere oggetto di lavori di manutenzione sui quali il Comune aveva investito oltre 3 milioni di euro. I prefabbricati invece che vedete, che hanno cominciato a essere allestiti a febbraio, saranno conclusi chiaramente entro settembre, mese in cui entreranno proprio i piccoli fruitori di questo nuovo asilo provvisorio, un costo per il Comune di oltre 800.000 euro necessari, come detto, per garantire per circa 2 anni la fruizione dei piccoli futuri inquilini di questi spazi. Come abbiamo detto, ci sono diverse questioni in piedi quando si parla di scuole a Trieste fra fondi comunali PNRR e in molte occasioni la necessità è quella di trasferire gli studenti altrove perché i lavori in contemporanea con la didattica non sono sempre possibili. Il punto sulla pallacanestro Trieste lo abbiamo fatto ieri sera in una puntata speciale del Caffè dello Sport con ospite il general manager Michael Arcieri. Cosa significa lavorare per un proprietario che a fine stagione dice non abbiamo vinto lo scudetto, l'obiettivo non è raggiunto, dopo dice tutto il resto, però uno che ti dice Mike, dobbiamo vincere lo scudetto, non è proprio, no? No, per me personalmente sono le parole più belle che posso sentire, perché quello che lui ha detto
non è per effetto, è vero. Volevamo vincere lo scudetto, abbiamo allestito, si dice, una squadra per fare quello. Ok, non abbiamo vinto, però non è che abbiamo sperato di facciamo i playoffs e così, no. Abbiamo pensato che possiamo battere Brescia e andare avanti. Allora quello che volevamo fare non abbiamo fatto, è semplicemente un fatto. L'obiettivo è portare questa città e sul basket in Europa, andare, ok, non so quando, se possiamo anche arrivare in Eurolega. Allora capiamo che è difficile giocare anche mercoledì. Allora, però non c'è mai stato, capiamo il tuo punto, ma non abbiamo mai detto, no, noi proviamo. Se possiamo giocare in BCL o Eurocup, stiamo giocandolo. Ma quindi tu oggi fai il mercato pensando a una squadra col doppio impegno? Esatto. Cioè fai il mercato con una squadra più lunga? Sì. Quindi devono essere 12 giocatori senza quelli della giovanile più quelli della giovanile per fare allenamento? Non voglio rispondere. Ma non è una questione di giovanile, è una questione di ti strutturi in un modo o nell'altro. Sì, parlando di una rotazione che forse se si gioca solo in Italia una squadra può decidere giocheremo con 8 o 9 con giovani per sviluppare. Invece se vuoi giocare in Europa sicuramente sembra molto più difficile giocare solo con 8-9 giocatori. Allora sicuramente puntando su una Coppa Europa in testa abbiamo quel fatto che dobbiamo preparare per giocare 2 volte alla settimana. Trieste vincente anche nel mondo dell'automobilismo europeo con il ritorno alle gare dopo 3 anni di stop del pilota triestino Mattias Lodi. È tornato al volante dopo 3 anni di stop, salendo immediatamente sul gradino più alto del podio. Storie di campioni made in Trieste, storie come quella di Mattias Lodi, capace di vincere la prima gara della GT Cup Series Central European Zone, disputata sul celebre circuito del Red Bull Ring in Austria. A bordo della sua Mercedes ha sovvertito il pronostico, che lo vede nel ruolo di underdog rispetto ad altre scuderie, mettendosi subito nella posizione di lottare per altri successi nell'interessante circuito motoristico. Siamo riusciti a tornare nel palcoscenico europeo. La prima tappa è stata appunto 2 weekend fa in Austria sul circuito Red Bull Ring. L'obiettivo era podio e invece è andata meglio del previsto e siamo riusciti a vincere anche con un buon margine, e questo ci ha dato la carica, ci ha dato proprio un boost di adrenalina anche in ottica campionato. Quindi tornare dopo 3 anni di stop, riuscire a imporsi subito sugli altri non è stato da poco. Per gli appassionati parliamo subito della macchina. Allora, la macchina è un Mercedes GT4. Il campionato che faccio io è un campionato endurance, quindi diciamo che a volte ci sono gare di 1 ora, a volte gare di 3 ore, quindi la prossima ad esempio di 3 ore. Suddividiamo la gara in 2, siamo 2 piloti e ovviamente al pit stop obbligatorio c'è il cambio del pilota, quindi anche là si fa la strategia sulle soste, sui vari, come dire, essendoci molto traffico perché ci sono più categorie insieme durante la gara, anche là si studia quando potrebbe uscire una safety car, guadagnare tempo sui pit stop, e diciamo che la strategia che abbiamo adottato in questa gara qua è stata perfetta, è andato tutto come avevamo previsto, quindi anche là diciamo che la fortuna ci ha dato una mano e dopo noi abbiamo messo i puntini sulle i. Ci fermiamo alcuni minuti per la pubblicità, ma torniamo fra poco con altri servizi. State con noi. Parliamo del tema lavoro in Regione dopo l'incontro tra l'assessore al lavoro Alessia Rosolén e il presidente Massimiliano Fedriga. Noi abbiamo il più alto numero di occupati in termini di numero assoluto della storia, quindi questo vuol dire che è un territorio fortemente attrattivo e ci auguriamo che lo diventi sempre di più.
Abbiamo ridotto drasticamente il gender gap, quindi la differenza di occupazione tra uomini e donne. Un territorio più sano dal punto di vista occupazionale, con dati che soprattutto nel corso del primo trimestre di quest'anno mettono in evidenza una seppur piccola inversione di tendenza rispetto ai due temi fondamentali, che sono sicuramente l'occupazione femminile e l'occupazione giovanile. Questo è il quadro dell'occupazione in Friuli Venezia Giulia tracciato dal presidente Fedriga e dall'assessore Rosolén a margine del convegno annuale nel quale sono stati illustrati i dati e le prospettive del mercato del lavoro per il prossimo quinquennio. Un periodo in cui il fabbisogno di lavoratori delle imprese e della pubblica amministrazione in Friuli Venezia Giulia sarà di 84.200 lavoratori, ma a fronte della prevista espansione della domanda si stima che l'offerta di lavoratori formati in grado di soddisfarla sarà insufficiente, ne mancheranno oltre 16.000. Necessità di costruire reti anche e soprattutto con le imprese, oltre che con tutto il resto della comunità, per garantire interventi puntuali per l'aumento del potere d'acquisto delle persone che sul nostro territorio vivono e lavorano. A margine l'assessore Rosolén ha anche risposto a una domanda sulla crisi Tirso che domani sarà affrontata in un vertice in regione. È una situazione grave che ha lasciato tutti impensieriti per le modalità con le quali si è sviluppata, sia per quanto riguarda la Tirso, sia per la scelta di Roncadin di fare un passo indietro. La Regione ha risposto puntualmente a tutte le richieste di intervento. Ora è ovvio che il nostro focus sono le lavoratrici e i lavoratori della Tirso che concludono la cassa integrazione alla fine di settembre. Lo aveva detto alcune settimane fa durante Sveglia Trieste, il sindaco di Piazza ha incontrato le opposizioni per parlare dell'asilo di Roiano. Durante il colloquio non si sono trovate soluzioni e le parti si sono lasciate con l'impegno di far avvicinare i punti di vista sulla questione. Il sindaco parlerà con la sua maggioranza per decidere il da farsi. Si sono sostanzialmente lasciati con un vedremo. Le opposizioni e il sindaco di Piazza riuniti oggi in un incontro organizzato per cercare di raggiungere un'intesa sul nodo dell'asilo di Roiano. Un vedremo che, se letto con gli occhi dell'opposizione, si traduce nella volontà di stemperare i toni, di verificare strade possibili per un accordo, ma che dalla maggioranza non tende a una mano risolutrice o permette passi indietro rispetto alla volontà di una gestione didattica mista pubblico-privata. Ci sono delle posizioni molto diverse e l'incontro che abbiamo chiesto come lista Russo.Franco insieme a Partito Democratico, adesso Trieste e Movimento 5 Stelle, è un incontro per cercare di avviare un dialogo che porti a una soluzione. Il sindaco ha preso l'impegno di convocare la maggioranza per discutere di quali potrebbero essere le alternative. Allo stato attuale non ci pare che grossi passi in avanti siano stati fatti da luglio 2024. Il sindaco di Piazza, sentito telefonicamente, ha dapprima riconosciuto la validità del confronto odierno, poi ha confermato di voler sentire la sua maggioranza per capire quali siano i margini attorno al quale lavorare per risolvere la questione. Mi fa piacere innanzitutto che ci siamo incontrati in 25 anni, ci siamo incontrati poco. Sono venuti là, abbiamo deciso che loro faranno una proposta, adesso parlerò con i miei, vediamo di trovare una sintesi. Insomma, abbiamo fatto una piazza stupenda, con un asilo stupendo, è assurdo non trovare una sintesi per aprirlo. E se dalla lista Franco emerge la volontà di trovare una mediazione attraverso una formula diversa da quelle sin qui presentate, da parte del sindaco un caposaldo di tutta questa situazione è da ricercare negli aspetti economici. Ci sono diversi strumenti sul tavolo, ovviamente la nostra prima richiesta è una gestione pubblica con 66 posti pubblici, ma siamo disponibili appunto ad avviare un dialogo costruttivo. La mia è un discorso di darlo in gestione in maniera che risparmiamo una barca di soldi, altrimenti si fa sotto il pubblico, ma però il pubblico costa una barca di soldi. Allora dico, siccome che i soldi non ce ne sono più tanti, dico cerchiamo di cominciare a risparmiare, questa è la mia logica. Gorizia si conferma al primo posto nella classifica 2025 sulla qualità della vita per i giovani stilata dal Sole 24 Ore.
Gorizia si conferma per il secondo anno consecutivo la provincia italiana dove si vive meglio tra i 18 e i 35 anni. Lo dice l'indagine 2025 sulla qualità della vita per fasce d'età del Sole 24 Ore, presentata al Festival dell'Economia di Trento, che analizza 107 province italiane in base a 15 indicatori mirati per ciascun gruppo generazionale, bambini, giovani e anziani. Con un punteggio di 666,3 su 1000, Gorizia si posiziona al primo posto assoluto nella classifica giovani, grazie a una serie di elementi che le rendono un ambiente favorevole alla costruzione di un progetto di vita. In particolare eccelle per numero di locali e organizzatori di eventi in rapporto ai residenti under 35, per la quota di contratti a tempo indeterminato tra i nuovi rapporti di lavoro e per età media al primo figlio, tra le più basse in Italia, 31,6 anni. L'indicatore sulla soddisfazione per la qualità delle relazioni familiari colloca inoltre Gorizia tra i territori con il migliore equilibrio tra vita privata e sociale. Ottima la performance anche di Trieste, che si piazza al quarto posto, superata solo da Bolzano, seconda, e Cuneo, terza. Il capoluogo del Friuli Venezia Giulia si distingue per l'alta incidenza di laureati tra i giovani, la presenza diffusa di servizi, l'offerta culturale e la qualità del trasporto pubblico, oltre che per la capacità di attrarre e trattenere talenti. Nel complesso la classifica conferma il predominio del nord-est, che domina la fascia giovane con ben 5 province tra le prime 10. Oltre a Gorizia e Trieste compaiono anche Trento, Udine e Pordenone. Le regioni settentrionali occupano in tutto 17 delle prime 30 posizioni nelle classifiche dedicate alle 3 fasce d'età, segno di una struttura territoriale che continua a investire in servizi, cultura e qualità urbana. Uno sguardo generazionale che diventa una chiave di lettura preziosa per interpretare le trasformazioni in atto nel Paese e orientare politiche pubbliche realmente mirate. I lavori all'altezza del ponte sul Riospo stanno provocando disagi al traffico da e verso Muggia. Alla ricerca di soluzioni il sindaco Polidori ha ottenuto dall'EDR la chiusura anticipata dei cantieri a metà giugno. Sull'Ospo c'è da dire che l'EDR, cioè l'ente di decentramento regionale con Acegas che sta facendo i lavori, stanno infrastrutturando, stanno cambiando delle tubazioni molto importanti per l'acqua, quindi il rifornimento di acqua per Muggia è sicuramente una cosa importante. Quindi stanno scavando, hanno messo un semaforo che rende senso unico alternato, tra l'altro dove è permesso soltanto il passaggio di mezzi di soccorso o di autobus, ma c'è una viabilità che sta un po' impazzendo soprattutto in certi momenti della giornata, quindi anche stamattina per venire a Tele 4 ho dovuto fare il giro arrivando fino a Vignano. Poi ho pensato di interessare il prefetto la possibilità di aprire quella bretella che da Strada di Farnei arriva sulla rampa discendente della grande viabilità, praticamente dove c'è il blocco della polizia per il controllo dei confini sulla rotta balcanica. C'è stata la costituzione del comitato sulla viabilità che l'abbiamo fatto venerdì scorso. Purtroppo devo dire che la polizia stradale non ha voluto concedere questa apertura per questioni di sicurezza. Siccome però c'era anche l'EDR lì che sta facendo i lavori, sono riuscito a strappare la promessa che i lavori di questo lotto di chiusura del ponte a intermittenza dovrebbero arrivare fino al 28 giugno. Mi hanno promesso che dovrebbero farcela entro la prima metà di giugno, quindi 2 settimane prima. Manderò una lettera sia all'EDR che all'ANAS, cioè 2 enti che hanno determinate strade, no? E quindi tra l'altro l'ANAS sta facendo manutenzione all'uscita della galleria verso Raboiese sulla grande viabilità, quindi anche lì le macchine devono scendere, uscire, impegnare la rotatoria sulla strada delle Saline e risalire. Quindi è tutta una viabilità impazzita, ma non è possibile e io non permetterò più che ANAS ed EDR possano iniziare cantieri dando l'ordinanza il giorno prima, il venerdì pomeriggio per il lunedì mattina, senza avere un coordinamento, senza passare prima dal comune di Muggia. Tema sicurezza analizzato in occasione della 2 giorni dei banchetti di Forza Italia. Sentiamo. Chi crea una situazione di insicurezza e in qualche modo danneggia la vita dei cittadini, ci sono oggi strumenti di legge per farlo, deve essere allontanato. La dichiarazione del capogruppo comunale di Forza Italia Alberto Polacco arriva a seguito della 2 giorni di banchetti che gli azzurri hanno organizzato a Trieste per raccogliere opinioni, spunti, critica o incoraggiamenti su tutto ciò che riguarda la gestione della città, dalle opere pubbliche alla viabilità, dai servizi alla sicurezza. Ed è proprio su questo che si sono concentrate molte delle posizioni dei cittadini, vale a dire la sicurezza e la sua percezione in città sono fra le priorità di oggi. I temi che sono emersi soprattutto tra le persone, le preoccupazioni riguardano un po' la sicurezza, questi
questi episodi di cronaca che noi registriamo con una certa frequenza, soprattutto in una città che non era abituata a questo. Abbiamo fatto un grosso intervento che ci è riconosciuto anche con l'assessore Savino per quanto riguarda la videosorveglianza. Parte adesso in giunta il progetto esecutivo per 400.000 euro di punti nuovi di videosorveglianza che andranno a potenziare soprattutto le zone più sensibili. I forzisti rivendicano che sulla sicurezza l'approccio è sempre stato molto pratico, con proposte tangibili fra videosorveglianza e personale aggiuntivo. Se poi tutto questo sarà sufficiente o meno lo dirà il tempo, in un contesto di città di confine toccata da vicino dalla rotta balcanica e con dunque una gestione di migranti e richiedenti asilo che nei mesi estivi solitamente tende ad aumentare. C'è la necessità di stare sul territorio anche da parte delle forze dell'ordine e lo stiamo registrando, finalmente questa era una richiesta che avevamo avanzato come partito con le forze, diciamo, le polizie di quartiere, carabinieri di quartiere e anche i presidi mobili della polizia locale in modo da rappresentare una deterrenza. È tutto dal notiziario di Tele4, prossimo appuntamento con le notizie questa sera alle 19:30, buon pomeriggio.